le giuste licenze regionali. Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, il Veneto e la tecnologia tossica, allora, un'azienda che produce delle sostanze che restano nell'ambiente praticamente per sempre, con una vita ultracentenaria, e che andiamo a ritrovare nell'acqua, che per anni è stata nell'acqua che la popolazione ha bevuto, nella zona appunto tra Vicenza, Verona e Padova, questi 80 comuni, ma dicevo forse saranno di più, con il problema che sono sostanze che poi si accumulano nel nostro organismo, e per questo problema sono stati avviati anche degli screening adesso, ultimamente, sia sanitario che ambientale, per capire quanto il territorio è contaminato, e soprattutto per capire quante sono le persone che alla fine hanno queste molecole all'interno del loro organismo, con problemi. Adesso sentiremo anche dal dottor Cordiano quali possono essere le conseguenze di queste molecole nel nostro organismo. Dicevo prima che siamo andati a sentire i tecnici dell'ARPAV, che sono deputati a monitorare, tenere sotto controllo il territorio, e anche l'azienda che viene ritenuta appunto responsabile della produzione di queste molecole, appunto la Miteni, oggi Miteni, ma nell'epoca del maggior inquinamento delle falde, Rimar, Ricerca Marzotto, che per anni appunto ha evidentemente sversato nelle falde queste sostanze. Allora andiamo a sentire il dottor Vincenzo Restaino, che è del Dipartimento ARPAV di Padova e Rovigo, e anche della Commissione regionale PFAS. Ascoltiamo cosa ci ha detto. ARPAV sta continuando a monitorare la bonifica in corso alla Miteni. Ovviamente teniamo sotto controllo quelli che sono gli effetti ovviamente della contaminazione sulle acque. La barriera idraulica la stiamo controllando e ne stiamo verificando gli effetti. In parallelo abbiamo continuato a svolgere anche un'attività interna di controllo e abbiamo fatto la verifica dell'AIA aziendale. I risultati di questa verifica sono stati trasmessi alle autorità competenti. La barriera fa in modo che venga pompata tutta l'acqua che attraversa lo stabilimento, cioè la zona contaminata dello stabilimento, pompata, mandata a dei sistemi di filtrazione, successivamente scaricata, utilizzata anche all'interno di processi produttivi di raffreddamento interni alle aziende, e poi scaricata ovviamente nel corso d'acqua superficiale, quindi sostanzialmente viene depurata e reimessa nel corso d'acqua superficiale. Noi a valle della Miteni continuiamo a fare tutta una serie di controlli su 50 punti che sono strategici e che ci permettono di tenere sotto controllo l'evoluzione della contaminazione. È chiaro che questi non sono solo gli unici punti, effettuiamo anche controlli sui corsi d'acqua, in particolare sui 3 corsi d'acqua che noi conosciamo e che sappiamo essere tra i più contaminati nella zona. Cioè noi dobbiamo continuare ad aspettare per i prossimi non anni, ma forse per qualche decennio, che ci sia una graduale diluizione della contaminazione. In effetti l'acqua che mano a mano dalla falda va a scorrere nei corsi d'acqua superficiali ovviamente porterà a una diminuzione dello stato di contaminazione del bacino che noi abbiamo identificato come critico nella zona della Miteni, finisce nella zona di Almisano prevalentemente. Ecco. Presidente Mossa, il dottor Restaino parla di decenni e come soluzione alla fine quella del fatto che la falda scenda e quindi trasporti con sé le molecole inquinanti, poi alla fine si diluiscano. Cosa dice? La falda innanzitutto si muove, no? Ha una sua velocità. Credo che sia attorno a un chilometro e mezzo all'anno circa, è il movimento della falda. Quindi se consideriamo oggi, prima è uscita anche in sovraimpressione la cartina della zona inquinata, se consideriamo i chilometri ormai della falda che è inquinata, parliamo di qualche centinaio d'anni. Se prendiamo in esame che da oggi non si inquina più.
Il problema quindi è grave e noi come società stiamo facendo il possibile per cercare di dare dell'acqua più pulita, più pura possibile ai cittadini, rimanendo entro quelli che sono i parametri. Ecco, voi come Centro Veneto Servizi, ecco, ricordiamo per gli spettatori che magari non vi conoscono, siete un consorzio, un'azienda? Noi siamo una società, una delle società dell'ambito ottimale Bacchiglione, una delle 4 società che gestiscono 59 comuni dei 140 circa di tutto l'Ato. Noi abbiamo la competenza nella gestione della potabilizzazione dell'acqua, della distribuzione, della raccolta dei reflui, della depurazione e dell'immissione in ambiente secondo i parametri imposti dalla Regione. Ecco, è di vostra competenza ad esempio l'acqua del comune di Sarego, no? Che è certo. uno dei comuni interessati. Ecco, lì cosa avete fatto? A Sarego, quando siamo a giugno del 2013, quando è esploso la bomba di questo problema di cui non eravamo a conoscenza, in quel momento gestivamo 3 pozzi a Sarego e i pozzi di Monticello e di Sant'Antonio. Abbiamo subito potenziato il pozzo di Sant'Antonio, quelli di Monticello che erano molto inquinati, con carica FAS molto importante. Abbiamo, per velocizzare la situazione, noleggiato dei filtri e successivamente abbiamo chiuso i 2 pozzi di Monticello e abbiamo potenziato e costruito una nuova adduttrice dal pozzo di Sant'Antonio che porta l'acqua a tutte le utenze di Sarego. Oggi siamo ben al di sotto dei livelli di performance che sono stati indicati dal Ministero della Sanità, e sia a Sarego ma anche nel resto dei comuni che sono serviti dal Misano, da Montemadonna di Lonigo, quindi Montagnana e altri comuni tipo Urbana, tipo Grancona eccetera, anche lì abbiamo potenziato tutti i filtri a carboni attivi. Questa è un'azione che hanno fatto anche gli altri? Sicuramente sì, noi al Misano per esempio è gestita, ed è l'acqua che ci arriva a Montagnana, è gestita da Acque Veronesi. Anche Acque Veronesi ha fatto un'importante opera di potenziamento. Pensi che le batterie di filtri sono passati da 6 a 15, ne hanno aggiunti 9 con un investimento importante, e quindi tutte le società acque vicentine. Questi filtri sono molto costosi, questi filtri al carbone? I filtri sono costosi ed è costosa anche la gestione. Pensiamo che un 10 litri secondo da depurare costa circa 7.000 euro di carboni attivi, quindi quando pensiamo che noi, per quanto riguarda al Misano, cioè le zone i comuni toccati dall'inquinamento, abbiamo bisogno di circa 80 litri secondo, vuol dire, e i filtri, faccio il conto, da 2 mesi a 3 mesi vengono cambiati, quindi è un'operazione da 70.000 euro l'anno, solo la gestione dei carboni attivi. Questi soldi chi li paga? Questi soldi li pagano i cittadini attraverso la bolletta. Noi con Acque Vicentine abbiamo fatto un'azione giudiziaria risarcitoria nei confronti della Miteni, visto che l'ARPA aveva indicato la Miteni come la maggior azienda inquinatrice, e adesso bisogna aspettare. Speriamo che ci dia la soddisfazione, perché oggi a noi, ad oggi, gli investimenti oltre ai filtri, perché un altro intervento importante che abbiamo dovuto fare è stato quello, soprattutto a Sarego, con l'analisi dei pozzi privati usati a scopi alimentari, erano molto inquinati. Il sindaco giustamente con un'ordinanza li ha fatti chiudere, però la gente non è che si può lasciare senza acqua. Abbiamo dovuto estendere la distribuzione dell'acqua attraverso nuove condotte, e fra questi investimenti, filtri, nuove condotte eccetera, noi siamo già sui 2 milioni di investimenti di spesa. Certo, spese importanti. Professor Case. Certo. Il fenomeno è strano perché c'è la 3M che viene praticamente, si toglie dal mercato ma mantiene il brevetto.
c'è un'azienda, ci sono un'azienda e successivamente un'altra azienda italiana e così altre aziende del mondo che acquista il brevetto, paga, quindi la 3M è innocente perché il reato lo compie un'azienda italiana cosciente di quello che stava facendo. E siamo all'azienda di Rimar. Che è di Marzotto, quindi coscientemente ha inquinato. Conscienza e coscienza, questo direi che, non so, in qualche altro paese qualcuno si sarebbe accorto prima, si sarebbe informato. Ecco, quello che purtroppo manca, ma dall'esperienza dobbiamo trarre vantaggio in questo caso, è che le produzioni, soprattutto quelle chimiche, ma comunque qualsiasi produzione, deve essere monitorata in maniera attiva, in maniera tale da consentire all'azienda che produce determinate cose che si metta nell'ordine di idee di produrre in maniera concreta, sana e in maniera corretta. Questo non avviene, ma la tecnologia porta naturalmente a questo tipo di esperienza. Allora, parliamo di una cosa positiva, no? Allora, questo era un prodotto tossico, come era il prodotto tossico sempre di quell'epoca là, il DDT, no? Che inquinò tutto il mondo e si scoprì che la maggior parte del DDT si accumulava al Polo Nord perché c'erano gli orsi piuttosto che i trichechi che erano maggiormente, essendo gli ultimi della catena alimentare, assorbivano maggiormente di questa, e fu abolito. Allora, fatta questa esperienza, vogliamo mettere in piedi una struttura operativa, non di quelle che si mettono in piedi e dicono sempre di no, per cui non succede più niente, si blocca il mondo, ma operativa come si fa con i farmaci. Il farmaco è tossico, il farmaco è positivo, si mette a disposizione di una struttura nazionale la congruità e la capacità positiva o negativa che ha un determinato farmaco e quindi si mette nell'ordine di idee di tutelare le persone che lo assumono. La stessa cosa vale anche per i vestiti, la stessa cosa vale per la bottiglia di acqua, no? Che porta normalmente l'acqua minerale perfetta, che però se io la lascio al sole stranamente si inquina. Ed è residui che vengono fuori dal contenitore e non sono propri dell'acqua che è contenuta nella bottiglia. Volevo fare l'esempio per esempio della penicillina. La penicillina è stata un toccasana, ha risolto centinaia di problemi, di patologie, però anche la penicillina ha portato all'antibiotico resistenza. Questa antibiotico resistenza ha creato tutta una serie di meccanismi per cui si è andati in cerca naturalmente di nuovi antibiotici che consentissero di superare questo ostacolo. Quindi ci vuole una certa attenzione, ma una struttura, come c'è negli Stati Uniti, che dica sì o no se si può fare questa cosa. L'altro aspetto è la globalizzazione, perché chiaramente in Italia non si produrrà più questo tipo di tossina, questo tipo di prodotto, ma chi è che ci garantisce che in Cina non lo faccia e che mettano in commercio prodotti che siano altrettanto tossici? Quindi la globalizzazione non è soltanto l'apertura del mercato, facciamo quello che vogliamo, ma è la reciproca attenzione in determinati cicli produttivi che non diventano nocivi per la gente comunque, anche se in territori che non ci appartengono. Certo, Boscagin, cosa dice? Concorda? Sì. Tornerei un attimo indietro, concordo comunque con quello che sta dicendo il professor Casa. Il problema è che qui si sapeva, ma si sapeva dal 77, perché un incidente con i precursori perfluorati è successo nel 77. Sovizio e Crazzo, due comuni molto vicini alla Miteni, hanno dovuto cambiare le fonti di approvvigionamento. Quindi secondo me c'è stata anche una mancanza da parte delle autorità sanitarie che dovevano vigilare in questo caso qua. Perché sapevi che questa ditta aveva già inquinato, sapevi che 2 comuni avevano dovuto cambiare le loro fonti di approvvigionamento e hai continuato o non hai vigilato, perché c'è anche un problema di mancanza di vigilanza in questo caso qua. Non so. Certo, quindi insomma
È una questione insomma che si poteva prevedere e si poteva soprattutto porre rimedio prima. Si poteva prevedere, anche se la legislazione italiana non prevedeva che queste sostanze venissero cercate. Però se hai un'azienda di questo tipo, se hai già avuto un incidente di questo tipo, come autorità anche politica e soprattutto sanitaria dovresti aver avuto le antenne dritte. E non dimentichiamoci che in quella zona lì ci sono ben 3 aziende chimiche, di cui una è in centro a Montecchio Maggiore. In quelle zone lì sono estremamente sensibili e dovresti essere estremamente attento a quello che succede. Certo. Cristina Guarda, adesso arriviamo anche da lei, Cordiano. Cristina Guarda, allora, è già iniziato da voi, ad esempio, lo screening, il controllo sanitario? Avete già ricevuto... L'anno scorso è stato terminato un primo biomonitoraggio ematologico di cui insomma, io ero uno dei campioni e poi nei prossimi mesi partirà un altro screening come appunto promesso dalla Regione, ecco, che andrà a costare anche alle casse regionali e che ci darà forse qualche chiarezza in più a quella che è l'implicazione fra la concentrazione nel sangue ed eventuali patologie. In questo penso che sia necessario sicuramente verificare, dall'altra parte penso che la Regione Veneto dovrebbe per lo più attivarsi in questo momento a dare un principio, come dire, di soluzione, a impegnarsi attivamente nel dare anche una pianificazione di tutela ambientale, perché qui non si parla soltanto di quelle che sono le conseguenze della salute, ma si parla anzitutto di una problematica ambientale che poi ha conseguenze in tanti settori, anzitutto quello sanitario, per cui è necessario investire le proprie risorse economiche per dare risposte in questo senso. Prima dicevo appunto che l'unico sistema utilizzato per una bonifica dell'acqua sono appunto i filtri a carbone attivo di cui appunto si parlava anche bene poco fa. Perché ho detto questo? Perché in effetti è l'unico sistema che può essere attuato in questo momento ed è l'unico sistema in cui la Regione potrebbe intervenire per far sì che i costi del filtraggio a carboni attivi non vada a pesare sulle tasche dei cittadini. Perché abbiamo sentito come va a essere poi implementato quello che è il costo della bolletta, va a essere aumentato il costo dell'acqua nelle nostre bollette. Io cito soltanto, io sono di Lonigo e Lonigo è servita da Acque del Chiampo, che è come dire, l'ente gestore del servizio idrico. Che cosa ci ha riferito Acque del Chiampo? Che soltanto all'anno va a spendere all'incirca 98.000 euro solo per la gestione dei filtri, quindi sui punti insomma ci possiamo stare. Poi per quelle opere per la messa in sicurezza, quindi per mettere in sicurezza la rete, ha speso 2,4 milioni di euro. Questi costi, e quindi più i 98 milioni di euro all'anno che va a spendere, andranno ad implementare la bolletta di noi cittadini di Lonigo e degli altri 9 comuni che sono serviti da Acque del Chiampo fino all'8%. Ci è stato detto dall'ente gestore stesso. Allora, nel momento in cui una regione si trova a dover affrontare un inquinamento così importante, di cui il presidente Zaia sembra essersene appunto reso conto proprio soltanto di recente, mi domando perché dopo 1 anno e mezzo da un consiglio straordinario da me richiesto, in cui abbiamo discusso di possibili soluzioni da un punto di vista ambientale per la tutela dell'acqua di falda, per la tutela dell'acqua di falda utilizzata per il nostro utilizzo, l'utilizzo umano, e dell'acqua superficiale, perché ancora ad oggi non abbiamo nessuna linea guida, nessuna strada. Nel 2013 l'Istituto Superiore di Sanità in una nota aveva già stabilito quello che la Regione doveva fare, misure di breve e di medio termine. Breve termine significa che doveva applicare dei filtri, doveva far iniziare l'applicazione dei filtri e come abbiamo visto gli enti gestori si sono subito come dire, prodigati, attivati per realizzare questo. Di medio termine era lo studio e poi l'inizio e l'attuazione di un nuovo sistema di rete acquedottistica. Cosa significa? L'acquedotto di Lonigo è inquinato? Il parco dei pozzi è inquinato? Queste fonti devono essere sostituite. Dal 2013 ad oggi non abbiamo ancora soluzioni in questo termine. Dall'anno scorso ad oggi
un team si è prodigato e ha cominciato a ragionare su quali possono essere le possibili soluzioni per la nostra rete di acquedotti e per dare quindi una sostituzione delle fonti del nostro acquedotto. E quindi questa è la prima misura che dopo 3 anni di cui si è cominciato a parlare dopo 3 anni, e questo è gravissimo dal mio punto di vista come responsabilità. Presidente Fossa, è praticabile questa soluzione? L'acqua c'è? Sicuramente sì, noi abbiamo già pronti i progetti, perché la soluzione definitiva è quella di trovare altri approvvigionamenti di acqua che non abbiano questo problema. Indipendentemente oggi abbiamo capito, ma cosa vuole? Abbiamo Almisano, abbiamo tutta la zona di Chiampo con le concerie, abbiamo già avuto qualche problema nel passato di inquinamenti, adesso abbiamo i FAS, domani mattina chissà cosa salterà fuori, perché lì l'inquinamento, basta pensare, io ricordo quando ero sindaco di Montagnana, ho vissuto tutto il periodo che non è risolto, anzi c'è sempre sul campo del Frattagorzone, e il Frattagorzone è tutta roba che mangiamo perché viene usato a scopo irriguo, quindi c'è un inquinamento ormai in quella zona che è pesante. L'unica soluzione è trovare delle fonti alternative. Noi abbiamo costituito qualche anno fa a Viveracqua un consorzio di tutte le aziende del Veneto, abbiamo già preparato in funzione di quegli 80 milioni famosi che lo Stato dovrebbe mettere a disposizione dei progetti, ci siamo messi assieme le società e abbiamo preparato dei progetti, Acque del Chiampo, Acque Veronesi, Alto Vicentino Servizi, Acque Vicentine e noi, dei progetti in cui andiamo a sostituire quella zona come approvvigionamento. Noi come CVS proponiamo di proseguire un tubo che oggi si ferma a Ponso, che arriva da Camazzole, cioè dal Brenta, e ci dà 400 litri al secondo, proseguirlo fino a Montagnana, in cui verrebbe creata una grossa cisterna di accumulo di acqua durante la notte, perché durante il giorno i 400 litri servono ai comuni già serviti, durante la notte riempiamo la cisterna e da lì parte l'acqua per servire i comuni oggi interessati dai FAS. È un progetto che però costa circa 20 milioni. È una soluzione che abbiamo prospettato alla Regione Veneto già da 2 anni. Adesso la decisione è una decisione che deve prendere la politica in questo caso. Certo, i contributi non li decidiamo noi, è la Regione che decide come. Comunque noi a livello di Viveracqua abbiamo fatto un progetto, in pratica ognuno il suo progetto ma integrato in un'unica soluzione, in maniera che Acque del Chiampo approvvigiona da una parte, Acque Veronesi da un'altra, Acque Vicentine da un'altra, noi da sotto in pratica, e così riusciamo a coprire tutta la zona oggi inquinata. Certo, zona inquinata che preoccupa, tanto come dicevo prima che la Regione ha avviato due screening, 2 programmi di monitoraggio, uno che riguarda appunto la salute dei cittadini e l'altro che riguarda anche il territorio. Ora sentiamo questo servizio nel quale si riassume un po' quello che intende fare la Regione Veneto. Sulla questione PFAS, sostanze perfluoroalchiliche che hanno contaminato parte del territorio veneto, la Giunta regionale ha deciso di scavare più a fondo, accertando le responsabilità e i danni provocati. L'obiettivo è quello di verificare se e quanto male hanno fatto queste sostanze all'ambiente complessivo e alle persone, nonché quali cure sono necessarie. Sono 2 i piani di intervento messi in campo dall'assessore alla sanità Luca Coletto, piano di sorveglianza sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche e piano di campionamento per il monitoraggio degli alimenti in relazione alla contaminazione da PFAS in alcuni ambiti della Regione Veneto nelle principali produzioni agro-zootecniche dell'area a rischio. Nell'occasione la Giunta ha disposto un ulteriore finanziamento specifico di 400.000 euro. Si stima che per il primo anno di attività del monitoraggio saranno necessari circa 3 milioni di euro.
Le aree contaminate ben visibili nell'area rossa interessano 21 comuni che si trovano nelle province di Vicenza, Padova e Verona. Il piano di sorveglianza sulla popolazione interesserà circa 85.000 persone comprese tra i 14 e i 65 anni e si basa sulla considerazione che la popolazione esposta ai PFAS possa presentare un maggiore rischio di incorrere in malattie croniche degenerative solitamente determinate da 4 fattori di rischio: fumo, alcol, sedentarietà e sovrappeso. Il quinto fattore di rischio rappresentato dai PFAS può essere associato a modifiche di metabolismo glicidico e lipidico. Le prime lettere di convocazione per entrare nello screening, che è su base volontaria, sono già partite e riguardano i ragazzi di 14 anni. Tutte le prestazioni saranno esenti da ticket, così come le eventuali cure che dovessero emergere come necessarie, ha sottolineato Luca Coletto. La fase operativa verrà coordinata dall'ULSS 5 Ovest Vicentino e la chiamata è strutturata come uno screening oncologico, convocando i singoli cittadini con periodicità biennale. Dottor Cordiano, uno screening che voi avete già giudicato, come dire, non completo o comunque insomma lacunoso, se non altro anche per quanto riguarda le fasce di età che viene coinvolta. Sì, se mi permette, però prima, se mi dà un minuto, vorrei fare alcune precisazioni su affermazioni fatte da chi mi ha preceduto. È stato detto da più parti, anche dalle autorità regionali, che prima del 2013 queste sostanze erano sconosciute in Veneto, il che non risulta completamente vero, quanto esiste una pubblicazione, uno studio epidemiologico fatto dall'ULSS 5, pubblicato nel 2010, che era lo stato di salute della popolazione dell'ULSS 5, dove si parla chiaramente di questo, del PFOS, di questi composti perfluoroalchilici che vengono ampiamente utilizzati dall'industria conciaria. È una pubblicazione ufficiale dell'ULSS 5, quindi chi l'ha redatta e chi l'ha prodotta, scrivendo che queste sostanze erano già note, quindi doveva già sapere che queste sostanze erano presenti in loco. Un'altra affermazione è quella relativa alla presunta innocuità dei composti a catena corta e dei cosiddetti PFAS brevi, che hanno 4-6 atomi di carbonio, che sarebbero meno tossici in quanto meno persistenti e meno accumulabili nell'ambiente. Ebbene, anche questo non è vero, perché esistono dati che stanno venendo fuori nella letteratura medica che dimostrano come queste sostanze, anche i PFAS a breve catena, PFBA e PFBS, che vengono prodotti anche dalla mitene, si accumulano, se non come quelle a 8 atomi di carbonio, se non di più, e particolarmente nei reni e nel sistema nervoso centrale, nel cervello, e questo, ricordatelo, potrà venire utile nella discussione che faremo. Per quanto riguarda le cose compiute dalla Regione, ripeto, siano state fatte delle cose buone, ma parzialmente, non completamente buone, come avrebbero dovuto essere fatte secondo le nostre osservazioni, e quando dico nostre parlo dell'osservazione del Comitato Scientifico Regionale e Nazionale di ISDE, che è l'Associazione Medici per l'Ambiente. Per quanto riguarda il cosiddetto progetto di presa in carico della popolazione, questo screening decennale, io ho letto da quello che si può vedere dalla delibera regionale, perché ancora il protocollo non è chiaro, mi sembra una cosa ben fatta, se non fosse che vengono escluse le fasce più sensibili della popolazione. C'è una motivazione secondo lei a questo? Per quale motivo, ad esempio, chiederlo all'Istituto Superiore di Sanità e a chi ha proposto lo studio, perché vengono escluse dal monitoraggio, quindi dallo screening sanitario, le fasce che gli studi che sono stati compiuti sia da noi di ISDE ma anche dalla Regione sono probabilmente quelle più sensibili agli effetti tossici di queste molecole, cioè lo screening sanitario prevede, limita le analisi di laboratorio, la visita medica soltanto alla fascia di popolazione compresa fra 14 e 65 anni. Vengono escluse quindi le persone anziane e i bambini, gli adolescenti, i neonati e le donne gravide, anche se pare che per le donne gravide e neonati verrà avviato poi un programma a parte.
Che invece sia necessario esplorare soprattutto le fasce di persone più a rischio lo dimostrano anche gli studi che sono stati pubblicati recentemente dalla Regione. Per esempio, se mi dà la regia... sì, abbiamo delle grafiche che possiamo proporre anche per i telespettatori, così si capiscono anche un po' i numeri, sì, no? Ci sono anche... No, questa è quella relativa al plume dell'estensione e quindi alla zona... No, se andiamo direttamente alla diapositiva numero 7... Ecco, vediamo. Allora, per esempio, questo dimostra, è uno studio fatto dal Sistema Epidemiologico Regionale del Veneto che dimostra come nel comune di Lonigo, negli anni dal 1997 al 2014, ci sia stato un incremento dei casi di cancro al testicolo dell'84% nel comune di Lonigo, che non a caso è il comune più inquinato, in quanto il biomonitoraggio che poi vedremo, compiuto sugli esseri umani, ha dimostrato che nel comune di Sarego e comune di Lonigo soprattutto ci sono le concentrazioni medie più alte per quanto riguarda il PFOA e gli altri PFAS che si accumulano nel sangue. E il cancro al testicolo, è stato dimostrato dalla letteratura internazionale, è quello che più è correlato con le concentrazioni più alte nel sangue. Grazie a questa dimostrazione della maggiore incidenza di cancro al testicolo nella popolazione generale, quindi non esposta per motivi professionali, e anche negli operai della DuPont, è che la IARC nel 2014, la IARC è l'Agenzia per la ricerca sul cancro di Lione, quindi un'agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha classificato come possibilmente cancerogeno per gli uomini e per gli animali il PFOA, che è l'unica sostanza fra tutti i PFAS che vengono classificati come cancerogeni. Se andiamo alla successiva, questa si vede appunto come uno studio fatto dal Registro Nascita del Veneto come dimostra che i cosiddetti esiti materni fetali siano molto più frequenti, molto più gravi nella cosiddetta area rossa e area grigia, cioè nelle zone più contaminate. Come c'è un eccesso, questo per quanto riguarda i danni subiti dalle donne in gravidanza, la preeclampsia e il diabete gestazionale. Preghiamo per i telespettatori, spieghiamo che cos'è la preeclampsia. La preeclampsia è una grave malattia durante la gravidanza che comporta un incremento della pressione arteriosa con possibile insufficienza renale acuta e altri disturbi, altri danni d'organo che spesso possono mettere a repentaglio la vita del nascituro e anche della gravida. Ecco, sono patologie che poi una volta avvenuto il parto rientrano oppure restano... Spesso appunto per la soluzione di queste patologie è quella l'induzione del parto e quindi eventualmente se il nascita prematuro. E queste, come tutte le altre malattie di cui parleremo eventualmente, sono, come diciamo noi in termine tecnico, delle patologie plurifattoriali, cioè possono essere provocate da più fattori diversi, i tumori, le malattie, il diabete, eccetera. Però il fatto di essere stati esposti per decenni ad elevate concentrazioni di queste sostanze giustifica poi i risultati degli studi che sono stati fatti anche a livello ufficiale. E questi, dal punto di vista nostro, sono dei dati molto molto preoccupanti, come si dimostra anche dalla diapositiva successiva, che dimostra questo appunto anche il peso gli effetti a livello neonatale. Si dimostra come la prevalenza dei nati singoli con peso molto basso alla nascita sia di gran lunga superiore nelle cosiddette aree rossa e aree grigia che abbiamo visto nella precedente diapositiva. Questo sempre lo studio ufficiale della Regione Veneto dimostra come ci siano anche nella zona rossa un eccesso di malformazioni congenite, soprattutto a carico del sistema nervoso centrale, dell'apparato cardiovascolare, e se vi ricordate ho appena detto prima che queste sostanze a bassa PFAS corti si accumulano particolarmente a livello del sistema nervoso centrale, inducono anche anomalie cromosomiche e questo lo dimostra questi studi fatti dalla Regione, che il pericolo può essere ancora in atto, il rischio non è vero che sia immediato, che può essere demandato alle generazioni future. Il grafico che si dimostra appunto nel 2014 addirittura sembrerebbe dimostrare una tendenza all'incremento di queste malformazioni congenite. E allora non si capisce
noi come medici, ripeto, il Comitato Scientifico Nazionale della nostra associazione abbiamo più volte scritto alla Regione chiedendo per esempio di interrompere l'erogazione dell'acqua potabile, perché è illogico, non è, se da tutti viene riconosciuta come l'acqua potabile come la principale fonte di contaminazione e di esposizione della popolazione, come anche la catena alimentare, non si capisce perché si continui a somministrare acqua contenente anche minime quantità di queste sostanze alle donne incinte, ai bambini, ai neonati e ai lattanti. Poi probabilmente parleremo dei limiti. Vi faccio presente che in Germania dal 2006 è vietata la somministrazione di acqua alle donne gravide e ai bambini fino all'età di 3 anni di acqua contenente un totale di 100 nanogrammi per litro di PFAS. Questi valori probabilmente sono oggi, nonostante tutte le opere meritorie messe in atto dalla Regione, dai gestori delle acque per ridurre le concentrazioni di queste sostanze, sono superati praticamente in tutti i comuni. E quindi poi non possiamo meravigliarci se poi vengono fuori i risultati di questi studi. E questo per quanto riguarda le gravide e i bambini. Però gli stessi effetti tossici li abbiamo dimostrati, anche possibili effetti tossici, perché in medicina la certezza assoluta non ci sarà mai. Però visto che la Regione e l'Istituto Superiore di Sanità non volevano, non intendevano eseguire gli studi come era richiesto dalla situazione, noi ce lo siamo fatti in casa un primo studio assieme all'Enea e abbiamo studiato i tassi di mortalità dal 1980 al 2010 in questi comuni. Abbiamo dimostrato, uno studio che sta per essere pubblicato su una prestigiosa rivista internazionale, come nei comuni più inquinati, quelli per intenderci dell'area rossa, che abbiamo visto c'era prima un eccesso cartina di varie malattie, tra cui malattie cardiovascolari, diabete mellito, infarto, ictus cerebrale, demenza di Alzheimer, quindi sempre danni al sistema nervoso centrale, e nelle donne anche un eccesso di mortalità per cancro del rene. E questi confermano i dati della letteratura e soprattutto anche i dati dei primi studi fatti sulla popolazione inquinata dalla DuPont, da cui poi è preso l'avvio tutti gli studi condotti anche in Europa. E un altro studio, sempre fatto dal Servizio Epidemiologico Regionale del Veneto, ha confermato i risultati di questo nostro studio retrospettivo per gli anni che vanno per 7 anni, dal 2000 al 2007. Inoltre, sempre questo studio ha dimostrato che c'è un eccesso di ipercolesterolemia, cioè aumento di colesterolo, in tutti i comuni della zona rossa, e di malattie della tiroide, che sono danni tipici, effetti tossici degli interferenti endocrini, cioè delle molecole alla cui categoria appartengono anche i FAS, che interferiscono con il buon funzionamento delle nostre ghiandole interne, il pancreas che produce l'insulina e quindi un danno può provocare diabete, oppure soprattutto la ghiandola, la tiroide, e abbiamo queste sostanze ormai dimostrato che producono anche in Veneto, anche nelle zone contaminate, un aumento. Insomma è un quadro più che preoccupante, professor Casa, in quello che espone il dottor Cordiano. Siamo in emergenza, non è che... Allora, ci sono due problemi, ci sono le catastrofi che si vedono e si possono toccare. Queste sono catastrofi che non te ne rendi conto, sono invasive e quando ti rendi conto effettivamente di quello che è successo è troppo tardi. Ma soprattutto una cosa, che queste cose ricadono sempre, perché dice lo Stato, la Regione paga. No, è il cittadino che paga, perché i soldi che la Regione ha sono tasse dei cittadini, la smettiamo di dire come se piovessero dal cielo. Sono soldi che vengono tolti dalle tasche dei cittadini e vengono spesi. Perché? Perché a suo tempo non è stato salvaguardato il diritto del cittadino e della salute del cittadino. Oggi ci troviamo a prendere delle decisioni, ma rapidissime, non è che possiamo aspettare ancora, ma soprattutto va diffuso questa informazione, che non è un mero scoop giornalistico, ma va detto alle persone quali sono effettivamente i rischi che corrono giorno per giorno, bevendo l'acqua, mettendosi addosso determinati vestiti, oppure irrigando i campi, facendo un pozzo. Io penso sempre che l'acqua sotto la terra è buona e sana perché la terra è sana, invece c'è qualcuno che a distanza di
100 km, 50 km, per decenni ha continuato a immettere delle sostanze tossiche che oggi vessano la popolazione, la salute della popolazione. Questo non è possibile, ma qui torniamo al discorso, i politici devono essere rapidi a decidere e devono decidere con tecnica, scienza e coscienza. Vuole replicare, Cordiano? No, se per me, a proposito della rapidità, volevo far presente, cioè, la differenza che c'è per esempio fra noi e i tedeschi. In Germania nel 2006 si verificò un grave episodio di contaminazione di PFAS, in quanto una ditta che doveva smaltire dei rifiuti, a quanto pare succedono anche lì, li smaltì in modo illegale distribuendole come ammendanti agricoli sui terreni. Furono scoperti nell'aprile 2006. A novembre 2006 i tedeschi avevano già fatto tutto quello che ancora noi in Italia, in Veneto, non siamo riusciti a fare in 4 anni, cioè fecero il biomonitoraggio delle persone, stabilirono i limiti di legge, il biomonitoraggio dei suoli e quindi poi tutta la presa in carico. Certo, sono intervenuti subito. Questo in 6 mesi, è tutto pubblicato sulla letteratura internazionale, noi ancora qui stiamo aspettando, comunque siamo nella fase di decidere cosa fare e cosa non fare, se gli effetti tossici sono, se queste sostanze sono tossiche o meno per la salute, ma che siano tossiche lo dimostrano gli studi, ripeto, che stanno facendo. Certo, i numeri sono abbastanza espliciti. Mi posso permettere di completare il quadro, perché dopo aver ascoltato il dottor Cordiano e anche il dottor Caser non mi posso esimere dal precisare una cosa. Proprio il 26 di marzo dell'anno scorso, anche insieme a Lega Ambiente, ci siamo presentati in Consiglio e abbiamo dato il via a questo Consiglio straordinario. Per la prima volta si è parlato di FAS all'interno del Consiglio regionale per la richiesta promossa da me e sottoscritta da tutte le minoranze. Noi ne abbiamo parlato qualche giorno dopo. Siete stati bravissimi. Abbiamo fatto subito. La precisazione che volevo fare è che proprio in quell'occasione ai microfoni di una emittente locale l'assessore alla sanità aveva detto che da un punto di vista sanitario non c'era nulla di cui preoccuparsi. Un mese dopo, chi era? Luca Coletto, un mese dopo invece sono usciti i risultati del biomonitoraggio ematologico in cui c'era una situazione di concentrazione di PFAS all'interno del sangue che hanno lasciato perplessi e hanno cominciato finalmente a preoccupare questa regione. Allora, un mese prima si dice che non c'è nessun problema per la salute e si tranquillizzano i cittadini. Un mese dopo invece clima di allerta e si cominciano anche con studi di diverso genere, con il registro tumori che comunque manca di alcune informazioni anche a causa di una gestione che è stata sommaria in questi anni, un dossier sulla maternità che lascia noi donne in uno stato anche di allerta. Come ci dobbiamo comportare? Allora la domanda nasce spontanea. In questi anni è stato definito in via precauzionale, proprio per stabilire il principio, per rispettare il principio di precauzione, una vademecum, una sorta di indicazione da parte del nostro sistema sanitario regionale per come comportarci a gestire questo problema. E poi, prima il dottor Caser giustamente citava il settore della farmaceutica. Anche il settore farmaceutico utilizza i FAS all'interno della propria produzione. Per cui come possiamo sentirci sicuri e tranquilli e come può la Regione Veneto cominciare a svegliarsi in questi giorni dicendo dobbiamo attivarci? Proprio oggi leggevo sul giornale la dichiarazione della necessità di avere informazioni in merito alla catena alimentare. Ma signori, un anno fa è venuta fuori una notizia drammatica, cioè di soldi spesi praticamente inutilmente per un monitoraggio sugli alimenti fatto in maniera sommaria, senza, come dire, un criterio scientifico comune all'interno delle diverse ULSS, e ci siamo ritrovati a dover ricominciare da capo. E quindi ora siamo in attesa di una analisi sulla catena alimentare iniziata nei mesi passati, un campionamento e un'analisi che ci dia risposte anche all'agricoltura, perché ricordo che l'agricoltura in questo caso non è responsabile di nulla e si trova a dover gestire e si trova in preoccupazione le stesse categorie agricole preoccupate perché noi vogliamo produrre prodotti di qualità.
garantiti, qualità garantita dalla Regione Veneto, molto spesso ne parliamo in Consiglio regionale. E danneggia l'immagine di noi agricoltori che vogliamo fare del nostro meglio, un sistema anche, per esempio, penso al biologico, che si impegna, fa delle scelte anche molto importanti, con molti giovani impegnati in questo, fa delle scelte importanti per riuscire a portare a casa un prodotto più qualitativo possibile e si ritrova a dover essere vittima di un settore industriale che è antico nello sfruttamento della chimica, e mentre la scienza, come dire, l'impegno nella tutela dell'ambiente è praticamente neonato. Quindi gli imprenditori del settore industriale, che sicuramente ci staranno anche seguendo e che molti sicuramente avranno fatto passi in avanti anche per cercare di applicare nuovi metodi produttivi, però abbiano la responsabilità di dare le risposte, abbiano la responsabilità, insomma, di mettersi di impegno e proprio per trovare un nuovo sistema produttivo, sostituire questi perfluoroalchilici che, ricordo, vengono immessi anche nell'acqua superficiale, perché il problema è che c'è sì l'inquinamento nella falda causata dalla RIMAR negli anni 60 e negli anni 70, insomma, le prime verifiche. Una responsabilità anche da un punto di vista, insomma, poi legale sicuramente ci dovrà essere, ci sarà una magistratura che verificherà la questione, ma il problema più grave è che l'inquinamento viene a come dire, diffondersi in maniera molto più rapida anche attraverso e a causa di un'industria che utilizza l'acqua di falda contaminata e la distribuisce, poi la sversa negli scarichi industriali che poi vengono gestiti anche da tutti i gestori che bonificano anche l'acqua di scarico, ma soprattutto utilizza anche prodotti chimici prodotti all'interno della propria catena di produzione, che contengono all'interno PFAS più o meno indicati all'interno dell'etichetta, perché sappiamo che il sistema di etichettatura non è sempre da una possibilità, limpido, ma soprattutto PFAS che sono contenuti all'interno di polimeri, per cui non sono riconoscibili, per esempio, dai filtri a carbone attivo, e quindi sono di difficile gestione. Per cui nella stessa maniera in cui si dice, Sanità del Veneto dice, agricoltura, chiudi i pozzi, non utilizzare i tuoi pozzi contaminati, bisognerebbe fare lo stesso anche al settore industriale. Attenzione, non è che un agricoltore può dire non utilizzare i pozzi, perché se no smette di fare l'agricoltore. Cioè, il problema è grosso ed è esponenziale. Io vorrei sentire il dottore che aveva Cordiano. Magari volevo puntualizzare questo dell'agricoltura. Io sono stato 10 anni sindaco a Montagnana e l'ho vissuta in pieno il problema dell'agricoltura, perché l'ho accennato prima, il Frattagorzone, altro che acquedotto per quanto riguarda i FAS, poi non ci dimentichiamo metalli pesanti, cromo esavalente, addirittura in certi periodi salmonellosi. Frattagorzone c'è tutto, e l'ARPAV imponeva a noi sindaci rivieraschi del Frattagorzone di fare un'ordinanza di divieto di uso del Frattagorzone a scopo irriguo. Un'ordinanza che nessuno faceva rispettare, perché voleva dire far morire l'agricoltura, perché d'estate, se non usano il Frattagorzone, le culture si bruciano tutte. E quindi siamo come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia per non vedere, eccetera. Sappiamo il problema, e questo del Frattagorzone ha la stessa età del vero dottore dei FAS, parliamo degli anni 50 qua. Sappiamo da dove arrivano, però la regione o chi di dovere, perché poi in Italia, tornando anche al discorso prima della valanga che ha cancellato l'hotel, qui un sindaco, l'hanno intervistato, ha detto: qua il problema nostro è la burocrazia e la situazione che non si capisce bene di chi sono le competenze. Qua ha detto: chiami il presidente della regione, la protezione civile, l'esercito, lo Stato, e così anche in questa situazione ci troviamo. È la regione, è il ministero, è l'Istituto Superiore della Sanità, è l'ULS, e alla fine non si capisce bene, o non c'è la volontà di intervenire, forse questa è la ragione maggiore, perché l'inquinamento del Frattagorzone, i FAS e altra roba ce li stiamo mangiando ormai da 60 anni. Boscagin, certamente. Per puntualizzare alcune cose,
noi all'inizio, non è vero che gli agricoltori sono solo vittime, perché noi all'inizio di tutta questa faccenda avevamo fatto una semplice equazione: se troviamo i FAS nell'acqua, probabilmente ce li troviamo anche nei prodotti agricoli. Abbiamo fatto un volantino e abbiamo preso la diffida da Coldiretti, perché solo ipotizzavamo una cosa che puntualmente è venuta. Siamo andati a chiedere a loro, non certo di toglierci la diffida, ma di aiutarci nella lotta. Stiamo ancora aspettando che la Coldiretti ci dia almeno un cenno di questo. 2, in quel famoso consiglio gli ambientalisti e qualcun altro sono stati anche lì un tentativo, cioè una pretesa denuncia per allarmismo da parte dell'assessore Bottacin, perché bisogna fare nomi e cognomi. Adesso chi sono gli allarmisti? Siamo noi o quelli che non hanno voluto vedere allora? 3, sindaci. Hanno una buona responsabilità anche i sindaci, perché adesso il Ministero ha imposto i limiti per quanto riguarda lo scarico Arica e tutti i sindaci, tranne il sindaco di Lionego, delle aree del campo, hanno appoggiato il ricorso di Arica contro i limiti puntuali e immediati per quanto riguarda lo scarico in fratta. Chi sono i primi tutori della salute pubblica? Sindaci. Perché bisogna fare nomi e cognomi. Sì, sì, ma scusate, questa è la guerra dei poveri. Cioè, siamo tutti dentro il guano. E dici fai meno onde tu, non faccio più onde io. Cioè qui deve essere un'autorità superiore che mette dei limiti e tiene presente la situazione in essere. Certo. Perché ci sono dei contadini che non è che domani mattina chiudono tutto, buttano via la chiave, e ci sono dei cittadini o delle donne incinta che sono a rischio, e anche queste sono vittime. Siamo tutti vittime di una disattenzione che in tempi non sospetti la politica ha dimenticato. Ma parliamo di una politica democristiana tipica che metteva il coperchio su tutte le pentole che bollivano, no? Oggi abbiamo ereditato questa cosa qua, quindi quello che dice giustamente Boscagin è vero. Ma non è che il singolo sindaco riesca a risolvere, bisogna trovare un sistema e chiedere allo Stato non di fare il ponte di Messina, dello Stretto, ma mettere delle dighe, prendere l'acqua, filtrarla, bloccare le aziende che producono sostanze tossiche e cercare altre fonti. Cioè la rapidità della politica in Italia non si conosce, giustamente diceva Gordiano, in Germania in un anno risolto il problema. 6 mesi, meno di un anno. Io credo comunque, come avevamo proposto noi ai sindaci, la prima cosa che abbiamo chiesto ai sindaci inquinati di unirsi e far fronte comune. Beh, noi mettiamo a disposizione poi entra la politica poi che rovina sempre tutto. Sì, però, ma la politica dovrebbe essere quella che santifica. Non è di destra, non è di sinistra, sappiamo come funziona. E cambiamo sta politica. Protesta uno, l'altro va contro. La cambiamo la politica. Il problema poi è anche che gli enti superiori, le soluzioni ci sono, come dicevo il Frattagorzone 50 anni che si sapeva il problema, bastava intervenire a monte. Ero ragazzino io quando sul Frattagorzone ma anche adesso sui FAS è 3 anni che siamo avanti con questi progetti eccetera. Va bene che ci vogliono 80 milioni e sono tanti soldi, però come giustamente diceva il consigliere Guarda, tante volte li sprecano in situazioni che tipo è inutile che andiamo a fare il ponte di Messina che con 80 milioni mettiamo in sicurezza la salute dei cittadini. Certo, allora, poi la proposta diamoci delle priorità. ci sono, la Regione Veneto che si dia una priorità, che gli 80 milioni per i FAS sono prioritari su tante altre cose. E che vengono utilizzati ad esempio per cercare delle nuove fonti che ci sono. Insomma, abbiamo speso... hanno priorità, la caccia è una priorità per il presidente Zaia, la caccia è una priorità. Noi in 2 anni abbiamo 2 anni che poi ci metteremo anche di meno, perché, come dicevo prima poi la burocrazia magari ti blocchi in un esproprio. Comunque nel giro di 1 anno e mezzo, se noi avessimo il finanziamento e dal 2013, se nel 2014 avessero previsto nel bilancio regionale un finanziamento,
a quest'ora CVS e le altre società avremmo già dimenticato il problema FAS. Beh, voi avete tutta una serie di interventi che avete pubblicato. Proponiamo una trasmissione che sia soltanto sui tempi e i metodi per superare questa cosa. Inutile che parliamo e così ci scaldiamo su questo problema, finita la trasmissione si ferma tutto. Certo. Prendiamo una trasmissione alla settimana, sarà di 10 minuti, di un quarto d'ora quello che è, e aggiorniamo i telespettatori sulla situazione che si viene a creare nel Veneto, che può essere risolta, perché il problema è, la tragedia è che può essere risolta, certo. Quindi la risolviamo. Certo, certo. Allora andiamo in pubblicità perché il tempo scappa via, abbiamo anche, come dire, delle soste quasi obbligate. Torniamo subito e torniamo ad occuparci dell'inquinamento da FAS o PFAS che dir si voglia. Tra poco.